Amici bellini, sì, che cambia tutto, ma per forza, perché anche addirittura la maglietta TVB, è la maglietta tutta TVB, ah no, invece verde non funziona bene, vabbè, comunque, ecco, ci siamo capiti, sapete perché? Perché la spocchia, perché cocky si dice in americano, siete stati cocky, e il cock poi dopo, il cocco a monna de burro, no, intendo il cock che poi la dietrologia, per completezza, guardatevi un attimo la breve reaction della full reaction di tutta la partita per capire le emozioni, per come me la sono vissuta, e poi riprendo la parola per fare un po' di approfondimento tattico e delle novizie, delle piccole cose importanti, dei dettagliucci che mi piace sottolineare. Cominciamo. Dai ragazzi, che qua questi urlano come i dannati, mamma mia, gli stati, non siamo più abituati. Forti mentalmente, uomini forti, destini forti, dai. Bravo, bravo Maguire, un giocatore strapagato inutile. Mamma mia, i quinti, i famosi quinti. Brutto. Bravo. Ho capito tutto. Insigne! Aspetta. Yamavre. Chiesa! Maronna mia! Questo era un Eurogol per la resistenza di tutti questi falli che ha preso, le cose che mi piacciono a me, bravo! Ah, cazzo, Immobile! Maluccio ragazzi, molto maluccio, non ci siamo, pochi movimenti senza palla, poche idee, e sta venendo meno proprio Barella, Chiesa benino, Insigne così e così, Jorginho mezzo infortunato, e su Di Lorenzo mi dite voi nei commenti, perché è un po', Ho spostato di nuovo le magliette, sicuro, dai. Avete visto su questo calcio di punizione la posizione di Insigne più centrale, aver spostato Insigne, voi capite, no? Cosa significa? Però la prima l'ha tirata Insigne, che poteva tirarla Emerson, adesso Emerson, insomma... Mannaggia! Maronna mio, tira a giro! Insigne ci deve spiegare Napoli-Verona, così adesso lo capite che cosa significa. Si pagano gli sforzi. Barella ci deve spiegare com'è che è fortissimo con l'Inter, e invece queste partite le sta sbagliando tutte. Dai, Lollino! Oh, cazzo! Dai! Cazzo! Bravo! Dai! Sì! Non mi piace sto fatto, però... Ma viene un po' così, già fa pure... Mamma mia! Stava facendo l'Eurogol del mondo mondiale. Europeo. Dai, la prova proprio lui l'ha giocata. E parliamo di discorsi tattici che abbiamo già parlato. Bernardeschi, prima punta. Devi ammonire Sterling per tutta la vita, basta che questi tuffi! Ci avete rotto il calcio! Signori, deve essere più lunga la reaction, però potete adesso lasciare un like e iscrivervi al canale, perché poi domani ci sarà l'approfondimento tattico, ci sono delle cose tattiche importanti da dire. Se struppiate pure Insigne, Lozano 2 mesi, benissimo, non ce ne va bene una. Mamma mia, finge proprio di aver preso un calcio che non ha mai avuto! Schifezze! La dovete smettere! Mi guardo il tennis! Dai! No! Mamma mia, Di Lorenzo, schifezza! Meglio dopo, ma prima schifezza! La maglietta Oh! Bravo Chiellini! Questo è da rosso, Jorginho, ma bisogna essere onesti fino alla fine. A martello sul pallone, pericoloso, è da rosso. È venuto meno Mamma Rai. È stata una lotta e adesso si va alla lotteria.
Allora, amici miei, insomma, l'avete vista, ovviamente i rigori fanno parte dell'altro video, se non l'avete ancora vista andatelo a vedere. Tra l'altro 8 non mi piace sul video, così vuol dire proprio che gli inglesi sono venuti a vedere, l'urcano anche gli inglesi sul canale, una roba incredibile. Benvenuto QXRX, Forza Napoli, FN sicuramente Forza Napoli, TVB, signori miei, a tutti gli inglesi che già si erano tatuati la coppa sullo stinco di santo, volete uscire dall'Europa, non dovevate nemmeno giocarlo l'europeo, siete fuori dall'Europa, non scherziamo. Quindi gli spunti sono questi: siete stati spocchiosi e siete stati puniti, perché così deve essere fatta, a partire dal primo ministro fino all'ultimo tifoso. E ho visto anche dei video bruttissimi, vergognosi di tafferugli. Ora non ho capito bene se hanno aspettato tifosi dell'Italia, insomma siete tornati violenti, hooligan, vogliamo tornare così. Oltretutto vi ubriacate per senza niente, ubriacatevi dopo, è meglio. Questo fatto di dover vedere la partita ubriachi non mi convince, non mi piace questa cosa qua. E alla fine perso, è giusto così, e si gode due volte, ma si gode anche e specialmente perché l'Italia, dopo una partita, quella con la Spagna, dove siamo stati dominati, si può parlare di nuovo di dominio, e andiamo senza indugio a vedere la lavagnetta, perché io me la sono preparata e dobbiamo andare un attimo alla lavagnetta. La facciamo così, e sono adesso la maglietta in New York. Tra l'altro a New York è successo l'impossibile, perché al ristorante Ribalta dei miei amici Rosario e Pasquale praticamente tutta la strada invasa, c'era il maxi schermo. Io non le faccio queste, che io le devo guardare a casa mia, però su Instagram, chi mi ha seguito su Instagram, una mini diretta l'ho fatta, gente che mi faceva le congratulazioni perché indossavo la maglietta dell'Italia. Sono soddisfazioni, signori, che noi italiani all'estero ci dobbiamo togliere, e sono importantissimi. Allora, si parte dall'uomo partita, perché Donnarumma è l'uomo partita. Secondo me non se n'era accorto nemmeno lui. Io ho avuto un attimo, sì, ma noi dobbiamo segnare un altro, invece no, era finita, perché avevano sbagliato, erano freddi. Donnarumma con una freddezza incredibile, non esulta nemmeno, chissà se veramente pure lui oppure ha voluto fare l'uomo di conseguenza, ma intanto si è allungato, le parate decisive le ha fatte, le ha ipnotizzate, tutte le cose che si dicono ai rigori, la lotteria dei rigori, va benissimo. Mancini è anche un uomo fortunato, bravo ma fortunato, perché comunque abbiamo sofferto con l'Austria, abbiamo sofferto maledettamente con la Spagna, però l'Italia è anche questo, storicamente tu la storia non la puoi ignorare. È difficile cambiare la mentalità di una squadra storicamente sempre, capito, tignosa, che si difende e che riparte. Invece dopo un primo tempo di sofferenza, perché l'abbiamo preso a freddo il gol e ci dovevamo riorganizzare, avevamo un pochino contratti, pochi movimenti senza palla, ma andiamolo a vedere questi movimenti senza palla. Allora, su Di Lorenzo per esempio ho delle perplessità onestamente sulla partita generale di Di Lorenzo, perché ha sofferto molto il quinto via, alla fine via, però comunque delle cose buone le ha fatte. Sterling poi, quando è passato dall'altra parte, continuava a tuffarsi, ha mantenuto la calma fino alla fine ed è rimasto in campo fino alla fine. Quando è entrato Florenzi, stavolta Di Lorenzo è rimasto a destra, interessante anche questo. Bonucci, signori, non mi piace su fatto, ma quella voglia di vincere, quella cosa di stare lì, di credere sul pallone, di essere ottimisti quando attacchi, e poi anche qualche ottimo intervento difensivo, cosa che si deve dire al 1000 per 1000 per Chiellini, perché quando tu vedi quella cosa che lui se lo prende per la maglia e se lo tira a terra, non è bello da vedere, ma è quando tu praticamente sei stato superato, lo devi fermare, hai capito, sei stato superato, ci fanno fallo e le hai tante R, perché sennò si perdono le partite. Spendi un fallo, ti fai anche ammonire, però poi la squadra si riorganizza, si fa così, e l'esperienza di Chiellini ci è stata decisiva, secondo me, per la vittoria di questo campionato europeo. Emerson, anche come Di Lorenzo, ho dei dubbi, alcune cose mi piacciono molto, altre meno. 10 milioni va bene, 2,5 di ingaggio va bene, più di quello secondo me è strapagato, quindi ci saranno altri terzini sinistri in giro per l'Europa meglio di lui. Questa è opinione mia personale, poi viene e diventa pallone d'oro. Comunque poi entra Florenzi, che non ha molto tempo di fare. Jorginho, dolenti note per aver sbagliato
sbagliato il rigore che poteva consacrarlo e probabilmente consegnargli il pallone d'oro, perché avrebbe segnato i 2 rigori decisivi da ultimo rigorista. Purtroppo il portiere questa volta l'ha intuita, lui non ha aspettato, ha tirato, ha battezzato l'angolo, stavolta non ha aspettato, va bene, però la partita è stata di grande livello, la partita di Jorginho. Poi ha perso quasi tutta la partita a dire agli altri giocatori dove mettersi, perché in campo c'era un po' di confusione e oltretutto abbiamo giocato, mi duole dirlo, con uno in meno, perché Barella anche questa volta non mi ha convinto assolutamente. Verratti così e così nel primo tempo, molto meglio nel secondo, quando ci spostiamo praticamente col doppio play e vediamo questa situazione qua, con Verratti più qui e Jorginho che veniva molto spesso preso, schermato per non fargli fare azioni. Verratti si è preso più il pallone e quindi ha fatto un pochino più di regia, comunque anche tosto nei contrasti. Quando uscirà Barella per Cristante abbiamo visto Locatelli fare questa cosa qui e quindi Jorginho e Cristante gestirsi questa cosa qua. Poi Cristante ogni tanto comunque tentava gli inserimenti, non esageratissimo, però tanta fisicità che serviva anche quello. Bene Chiesa, molto bene Chiesa, Peperino continuo, resistenza, dribbling, tentativi di gol. Chiesa mi è piaciuto tantissimo, così e così Immobile, perché sinceramente anche questa partita non mi è sembrato proprio la sua partita. Noi abbiamo vinto un europeo senza prima punti, ragazzi, perché lo stesso Belotti che poi entra a sostituire Insigne purtroppo no, sbaglia pure il rigore, grande delusione. Insigne che finisce anche prima punta ad un certo punto, quando entra Berardi resta Chiesa sulla sinistra, poi anche Bernardeschi prenderà il posto di Insigne come prima punta, ma Insigne da prima punta fa bene da raccordo, insomma un attacco un po' spagnolo con il falso 9, fa bene da raccordo. Purtroppo aveva le polveri bagnate, come dicono quelli là bravi, e non è riuscito a trovare la via del gol, ma ci ha provato in più occasioni, non mi è dispiaciuto, non ha fatto la partita della vita che lo incorona il numero 10 più forte al mondo, questo no, però ha fatto una partita dignitosissima e ha dovuto fare forfait solamente quando fastidio al ginocchio, non lo so. Insomma ragazzi, questa Italia merita per quello che ha fatto anche nella finale, perché nel secondo tempo noi ci siamo presi il pallone e li abbiamo dominati, dopodiché siamo andati ai rigori, va benissimo, ci togliamo una grande soddisfazione ed è così che si creano poi magari dei cicli. È importante vincere non è tutto, ma vincere è importante per certi giocatori che magari hanno vinto di meno e acquisisci consapevolezza. Avete visto quante storie sta portando Insigne, si stanno divertendo molto. Avete visto che Di Lorenzo si è fumato pure una sigaretta in spogliatoio? Questo bene, non va bene, perché poi immagini se perdevi, la prossima volta che perderemo una partita con Di Lorenzo col fiatone si dirà: ehi, tu fumi, ma chi sei, Dario Hübner? Anche questo fa la differenza, purtroppo, la vita da atleti eccetera eccetera, però gliela facciamo passare per la vittoria, per aver insomma portato comunque questa coppa a casa, perché i Cochi volevano vincere, Cochi e Renato, e gli è rimasta inganna, perché la vita inganna, il pallone inganna molto spesso. Ma che stai dicendo? Da New York, Valerio Fluido è tutto, lasciate dei like postumi, perché questi sono video che ricevono i non mi piace da parte degli inglesi o da parte di qualche napoletano che non vuole che tifo l'Italia, oppure da parte di qualcuno che si fa, mette dislike, vabbè, non fa niente. A margine, questo video non è finito, mi chiedo, mi piace moltissimo quello che ha detto Mancini, l'ha dedicata a tutti gli italiani all'estero, quest'unione, questa cosa. Mi piacerebbe, lo so che non lo so, magari è una cosa inutile, un pensiero, un desiderio che non verrà mai realizzato, questa unione di questo gruppo Italia, di persone di diversa estrazione, nord, sud, gruppetti, non c'è un blocco. Mi piacerebbe un domani, se cori razzisti dovessero ricapitare, perché adesso siamo tutti uniti, poi magari domani noi torniamo a essere terroni e riparte i cori sul Vesuvio, eccetera eccetera. Mi piacerebbe vedere un Bonucci che prende Insigne sotto al braccio, uniti come si abbracciavano oggi in questi giorni, e va sotto alla curva di uno stadio e dice: basta con i cori razzisti, siamo uniti, siamo uguali, eccetera eccetera. Mi piacerebbe questa cosa qua. Bonucci, come ho detto Bonucci, ma intendo Barella, come intendo un altro, Locatelli, Immobile o Belotti. Si può fare? Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa, così poi cliccate sulla campanella.
poi vi iscrivete al canale Telegram, E di poi più, dovete dai, praticamente basta, fare basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Mi fai il Io poi non caffè. mi ricordo come mi chiamo.